Benvenuti ad una nuova puntata di Direttamente Su. Quest'oggi registriamo in esterna la puntata per affrontare un tema che è stato oggetto di approfondimento da parte di un gruppo di lavoro che andremo a conoscere nel corso di questa trasmissione. Una trasmissione dedicata ad un tema di grande attualità, quello dei giovani e il lavoro, un tema sul quale la diocesi, l'ufficio diocesano per la pastorale del lavoro in particolare, si è già concentrato lo scorso anno con un'interazione tra i giovani, le istituzioni, il mondo della scuola, il mondo imprenditoriale. Quest'anno l'esperienza viene ripetuta. Allora diamo subito il benvenuto in trasmissione, salutiamo Don Paolo Zanandreis, che è il direttore dell'ufficio diocesano per la pastorale del lavoro. Buonasera Don Paolo. Buonasera. Spieghiamo ai nostri telespettatori intanto perché la Chiesa si occupa del mondo del lavoro, si impegna per il mondo del lavoro. Ma la diocesi e in particolar modo tutta la Chiesa si occupa in ogni spazio dove c'è l'uomo, quindi anche il lavoro rientra in quei beni in cui promuovono la dignità umana e l'uomo stesso, quindi è inevitabile che la Chiesa si occupi dell'uomo. E poiché il primo lavoratore è stato Gesù stesso, il quale ha imparato da Giuseppe, quindi lui per primo ha vissuto il lavoro e quindi diciamo che anche la Chiesa stessa si occupa di questo bene che promuove le persone e anche la società stessa e quindi tutta la comunità. Questo, dicevamo, è il secondo anno in cui viene proposto questo tipo di lavoro, un lavoro in cui, un convegno in cui vengono messi in relazione i giovani, che sono i principali attori di questo progetto, e anche rappresentanti del mondo dell'industria, del mondo della scuola. Perché questo percorso e soprattutto in che cosa si differenzia anche dal lavoro svolto lo scorso anno? Ma diciamo che intanto è in continuità appunto con l'anno scorso. Quello che ci ha fatto continuare su questa strada è stata l'esperienza positiva dell'anno scorso, il coinvolgimento dei ragazzi come protagonisti e non semplicemente come uditori o come oggetto del dibattito ha fatto sì che è stata un'esperienza positiva in cui abbiamo deciso di continuare, cercare di ampliarla anche, quindi di coinvolgerli di più e di essere loro per primi che dentro a questa esperienza avessero della formazione e fossero anche per loro informazione, perché i ragazzi come l'anno scorso hanno dovuto da alcuni documenti del tema che riguarda quest'anno doversi informare e doverli sentire prima di tutto loro questi temi. L'anno scorso l'esperienza positiva è che del mondo del lavoro, per esempio, ne sapevano poco, ma leggendo i documenti che parlava sul mercato del lavoro si sono interrogati e hanno fatto un giudizio critico. La stessa cosa abbiamo cercato di fare quest'anno, di coinvolgerli in modo che anche loro potessero dare un giudizio critico su quello che gli riguarda. La novità di quest'anno è poi che abbiamo fatto anche un passaggio in più, cioè il desiderio che come l'anno scorso c'erano le istituzioni a cui abbiamo rivolto le domande e non sempre, se dobbiamo essere sinceri, le istituzioni riescono pienamente a soddisfare i ragazzi nelle risposte, abbiamo deciso che questa volta siamo noi a essere protagonisti di una proposta a cui rivolgere, in modo che possa essere in modo più diretto il coinvolgimento delle istituzioni e essere più concretamente coinvolte anche nel dare risposte ai ragazzi, perché l'oggetto viene posto talmente in modo diretto che a quel punto devi dare risposta e ragione ai ragazzi su quel tematica lì. Grazie a Don Paolo per questa introduzione. Adesso salutiamo anche gli altri ospiti della trasmissione. Iniziamo da Daniela Loero, presidente della rete Merani dell'ambito Genova 4. Buonasera. E Buonasera. poi salutiamo Andrea Bianchi, docente universitario, ma ex diplomatico, ex manager, quindi sicuramente una persona che è dentro a questo tema. Buonasera. E Nicola Visconti, che rappresenta il presidente della SOCEIC, l'associazione che raggruppa gli enti liguri di formazione professionale cattolica. Benvenuto, buonasera. E naturalmente salutiamo questi ragazzi che sono una rappresentanza, ragazzi che provengono da diversi istituti, da diversi, diciamo così, ambiti dell'istruzione, che ci racconteranno anche loro come hanno lavorato in questo progetto. Prima di iniziare però ascolterei anche un'altra protagonista di questo progetto che non è qua quest'oggi, ma che ha collaborato al lavoro, che è Rosanna D'Antona, che ci aiuta ad andare già dentro all'argomento, alla specificità del progetto che è stato portato avanti quest'anno, il tema in particolare e poi anche il modo di lavorare. Sentiamo.
Rosanna D'Antona ha fatto parte del gruppo di lavoro in preparazione al convegno Giovani e Lavoro, un'occasione già nata l'anno scorso che quest'anno si ripete, però con un aspetto particolare quest'anno, a partire dal coinvolgimento degli studenti. Su che cosa hanno lavorato e stanno arrivando a definire il loro intervento i ragazzi? Ma devo dire che quest'anno abbiamo valutato la persona che lavora non soltanto o che sta per lavorare, non soltanto con le sue competenze tecniche, quindi a seconda se è un liceo professionale o cioè una scuola professionale o un liceo, ma quanto di più su quello che significa essere uomo, individuo, cittadino oggi, anche nell'ambito del lavoro. Quindi, e qui devo dire con lo spunto che abbiamo ottenuto dal corpo docenti, esistono delle raccomandazioni a livello europeo dove vengono valorizzate le risorse umane della persona, quindi la gestione dei conflitti, la gestione dello stress, come lavorare insieme, come mediare quando ci sono aree che magari non sono immediatamente così diciamo dirette, e purtroppo nel mondo del lavoro è tutti i giorni questo, tutti i giorni ci si trova a confronto con le diversità, con anche questioni direi di tipo morale, etico, e allora è importante che la scuola dia un indirizzo formativo anche a quelle che abbiamo chiamato brevemente, per sintesi, competenze trasversali, cioè le competenze che riguardano a 360 gradi la persona, l'individuo, oltre che le competenze verticali, che sono quelle invece legate se uno fa il liceo linguistico delle lingue, eccetera, eccetera. Quindi quest'anno ci siamo orientati a valorizzare questi aspetti, direi, più umani della persona, e l'uomo e la donna, il ragazzo ovviamente, che all'interno del mondo del lavoro deve portare, io dico una fiamma, deve portare dentro una personalità forte, che sia in grado di affrontare tutte le complessità della vita sia lavorativa che sociale. Partendo da questo aspetto, gli studenti hanno definito anche una proposta per le istituzioni. Di che tipo? Sì, beh, anche quest'anno è un lavoro di team, tutti quanti insieme, e quindi i ragazzi hanno fatto una cosa molto carina, hanno parlato con uno studio legale che si occupa di lavoro, quindi un giuslavorista come si dice, e lo hanno indirizzato a vedere quelle che possono essere le proposte operative da fare in regione affinché ci sia un aiuto, premesso che i ragazzi hanno studiato e hanno capito anche con un certo entusiasmo che questo aspetto formativo è importante. Hanno detto, vabbè, allora cosa possiamo chiedere alle istituzioni affinché ci diano una mano, che integrino i supporti alla formazione, diciamo quella tradizionale, anche un supporto a questo tipo di formazione. E così, insieme allo studio legale, sono venute fuori delle proposte che adesso non svelo e che il 5 presenteremo e sottoporremo alle istituzioni regionali che avranno il piacere di venire al convegno. Bene, rientriamo nel nostro studio e andiamo adesso ad approfondire quella che è stata già un'ampia sintesi del modo di lavoro e del tema di quest'anno. Chiederei subito ad Andrea Bianchi un chiarimento, no? Il sottotitolo del convegno di quest'anno Giovani e Lavoro è Saper fare e saper essere, il ruolo delle competenze trasversali. Possiamo dare una definizione di cosa sono le competenze trasversali? Certamente, allora le competenze sono delle conoscenze, ma competenza è anche l'abilità di applicare queste conoscenze, quindi questo è il significato di competenze. Trasversali è perché sono quelle competenze che dovrebbero avere tutti, indipendentemente dalla professione che esercitano. Sono competenze che necessitano ad avvocati, ai medici, ai tecnici, agli operai, agli impiegati,
e che al di là delle raccomandazioni della Comunità Europea da sempre sono oggetto di richiesta da parte delle aziende. Tant'è che le aziende investano dei budget anche importanti su questo tema. Naturalmente il fatto di travasarli su una generazione che non è ancora nel mondo del lavoro è importantissimo, perché questa generazione si prepari ad essere accolta dalle imprese già avendo un'idea di quello che le imprese richiedono nella quotidianità del lavoro e che oltre a quelle che sono le competenze del saper fare, che ovviamente sono importanti, il saper essere, cioè avere queste capacità di stare insieme, di fare team building, di gestire lo stress, come è già stato detto, insomma di avere tutte queste caratteristiche fa sì che distingue un lavoratore semplicemente preparato tecnicamente da uno che può fare molta più strada. Insomma, le competenze trasversali non si acquisiscono soltanto studiando sui libri, leggendo un manuale, approfondendo un determinato tema, è proprio una formazione della persona, se vogliamo essere... È una formazione della persona che prima parte meglio è, e chiaramente siccome la scuola ha tutto un suo indirizzo di dare una cultura di diverso tipo a seconda della scuola e c'è forse poco tempo per poter sviluppare queste caratteristiche che sono le caratteristiche umane e i ragazzi dovrebbero invece coltivarle, perché è una delle prime cose che gli HR manager quando fanno i colloqui cercano di percepire nella persona che hanno di fronte, al di là degli studi fatti e del loro curriculum vitae. Sentiamo poi i ragazzi che cosa dicono rispetto a questo tema. Intanto ci presentiamo, tu sei? Edoardo. Edoardo, che classe fai? In che istituto? Quarta grafico al Caboto. Tu prima di avviare questo tipo di progetto conoscevi la definizione di competenze trasversali, sapevi di che cosa si tratta? Sì, ne avevo più o meno una vaga idea, non ben definita, ma all'incirca potevo capire cos'era. Ti sembra che il tuo percorso scolastico in qualche modo ti abbia anche formato ad un approccio di questo genere nel mondo del lavoro? Allora, il mio percorso scolastico di sicuro mi ha formato ad andare a lavorare, cioè ad avere delle competenze pratiche. Penso che comunque, come ha detto il dottore, queste competenze le acquisisci vivendo e comunque con il tempo. Cioè, la scuola comunque non ti può insegnare a stare in contesti lavorativi, secondo me. Entrando nel mondo del lavoro, dici, poi uno completa, diciamo, il suo percorso di formazione. Secondo me lo impari un po' da solo. Cioè, non credo che una persona te lo possa insegnare. Lo devi imparare te, perché ogni persona è diversa. Ogni persona lo deve imparare da sé. Ecco, come avete lavorato voi in questo progetto? Intanto il tuo nome? Io sono Mattia, dei Quinta del Liceo Scientifico Marconi del Pino e noi abbiamo lavorato dividendoci in gruppi, analizzando diversi temi e diversi documenti. Il nostro obiettivo era quello di sintetizzare e dare una panoramica generale dei vari temi e soprattutto appunto delle competenze trasversali che devono essere raggiunte da ogni alunno e della necessità di partire sin dall'infanzia e cercare di appunto ottenere queste competenze. Possiamo fare un esempio di competenze trasversali, tanto per capire anche meglio? Allora, ad esempio un esempio di competenza trasversale è il saper gestire lo stress in diverse occasioni, soprattutto ad esempio come adesso, nel senso che saper parlare in pubblico, saper rapportarsi con le persone, e queste sono tutte competenze che si acquisiscono soltanto con l'esperienza, appunto come diceva Edoardo, non si possono insegnare se non attraverso l'esperienza.
Vediamo anche che cosa dice la professoressa Loero a questo riguardo, di come in qualche modo anche la scuola sia chiamata a formare queste professionalità di domani, del futuro. Allora, senz'altro è una sfida importantissima. Quello che è la definizione del carattere, perché le competenze trasversali riguardano proprio il carattere della persona, è ovvio che comincia fin da piccoli nell'alveo della famiglia. Poi con l'inserimento nel mondo della scuola, la scuola deve fare la sua parte. È vero che l'esperienza fa molto, ma già la scuola, cercando di trovare dei percorsi e anche delle metodologie che portano i ragazzi a confrontarsi tra di loro, a lavorare in team, al saper coinvolgersi e anche affrontare temi nuovi e occasioni diverse che sono assolutamente a cui non sono preparati, ma in cui vengono un po' così catapultati. Tutto questo fa sì che questo carattere nel tempo si vada formando e poi diventi un punto di forza, naturalmente sostenuto da tutto quello che sono le conoscenze e le abilità che attraverso le discipline la scuola assolutamente deve passare. In qualche modo la gestione dello stress e la capacità di esporre anche quello che si studia sono requisiti che vengono richiesti anche a scuola, poi che fanno parte anche della valutazione di un insegnante. Assolutamente sì, e direi che oggi come non mai abbiamo a che fare e siamo di fronte a generazioni sicuramente molto più sensibili e molto più fragili sotto questi aspetti, e quindi il riuscire a scuola già a trovare delle strategie di metodologia didattica che vadano nella direzione di riuscire a passare loro questa capacità di gestione è importantissimo, perché vuol dire riuscire a trovare fiducia in se stessi e soprattutto a creare quell'autostima che è assolutamente, direi, la molla che poi li fa decidere anche del loro futuro. Ascoltiamo anche qualche ragazza, abbiamo ascoltato 2 ragazzi, vediamo anche per loro questo percorso. Intanto si è fatto crescere l'autostima, la sicurezza in sé, anche un miglioramento anche per quello che può essere la capacità di esporre in pubblico un lavoro svolto. Come ti chiami? Sono Alessia della quinta chat del Liceti di Rapallo. E sì, questa esperienza ha aiutato sicuramente nella mia autostima, anche nel poter lavorare con altre persone di classi e scuole differenti, e soprattutto aiuterà anche nella conferenza del 5 aprile nel poter parlare in pubblico. Il lavoro di squadra è uno dei requisiti richiesto anche proprio a livello di competenza trasversale. Ecco, per te è stato semplice, diciamo così, in qualche modo lavorare in questo gruppo, o comunque poi a volte anche difficile, perché prevalgono anche magari forse le persone che hanno un carattere anche più forte o più debole? Nella mia esperienza scolastica ho già avuto altre occasioni in cui ho potuto lavorare in gruppo con persone che non conoscevo prima, e anche questa esperienza mi ha aiutato molto. Personalmente non ho avuto grandi difficoltà, perché siamo tutte persone comunque della stessa età e riusciamo a lavorare bene anche tra di noi, nonostante magari le esperienze di qualcuno hanno prevalso nella lavorazione dell'intero gruppo. Sentiamo anche la tua vicina, che si chiama? Sara, e sono della quinta dello scientifico. Tu come te lo immagini il mondo del lavoro? Che cosa ti aspetti? Che cosa vorresti anche in qualche modo trovare sulla tua strada proprio come espressione lavorativa che prediligi? Quello che spero è di trovarmi in un ambiente in cui possa sentirmi integrata e a mio agio anche con gli altri membri del lavoro, e spero quindi di riuscire a realizzarmi e vivere in modo positivo questa esperienza. Questo lavoro ti ha aiutato in qualche modo ad ampliare anche un po' i tuoi orizzonti, a crescere anche personalmente? Sì, perché mi sono trovata a dover affrontare uno dei miei problemi, ovvero quello dell'insicurezza, e in particolare il 5 aprile dovrò parlare in pubblico, e questo sarà un grande traguardo per me.
parlare in pubblico e non di fronte a un pubblico qualsiasi, quindi insomma in qualche modo sicuramente sarete messi alla prova. Ecco, farei intervenire anche Nicola Visconti, perché in qualche modo anche il discorso della formazione professionale già avvia ad un rapporto anche con le aziende. Oggi le aziende a che cosa danno importanza anche nell'assunzione di un giovane? Quali sono i requisiti a cui si guarda di più, al di là del profitto scolastico, al di là delle proprie capacità? Sì, come è già stato detto in precedenza, mi corre l'obbligo di sottolineare un aspetto. Io credo che sia stata un'esperienza anche per noi, perché di solito, come dire, ci si mette in una dimensione, no, mondo adulto, i ragazzi, però credo che sia servito anche a noi imparare da loro come approcciano metodologicamente, empaticamente, no? Le esperienze che sono molto genuine, sono esperienze attraverso le quali loro hanno sicuramente fatto qualche passo in avanti, come hanno detto, di esperienza. È stato veramente un'esperienza nell'esperienza, perché si è parlato di temi che li hanno coinvolti direttamente quando si sono trovati ad affrontare molti degli aspetti che fanno parte delle soft skill. Per quanto riguarda le aziende, che sono l'altra parte fondamentale del convegno, sicuramente lo abbiamo assistito anche non solo come esperienza diretta della formazione, che sicuramente porta i ragazzi già in seconda ad avere un'esperienza all'interno delle aziende attraverso lo stage, e quindi hanno già un primo contatto con l'organizzazione, perché questo è il punto. E sicuramente quello che le aziende chiedono ai ragazzi è soprattutto il saper essere, quindi il comportamento, quelli che sono gli elementi di inserimento all'interno di un'organizzazione. Quello che serve è stare dentro a un team, quindi questi aspetti sono assolutamente per le aziende temi molto sensibili, e lo abbiamo anche registrato nelle interviste che sono state fatte alle aziende, perché saranno anche loro protagoniste di questo convegno, in cui si è sottolineata l'importanza di rinforzare quegli aspetti che, come hanno detto i ragazzi, è stato detto prima, si acquisiscono certamente attraverso l'esperienza, certamente attraverso l'aiuto del percorso scolastico, ma anche portando avanti questo lavoro che la Diogesi sta facendo, di mettere in relazione diretta gli attori. Questo è l'elemento essenziale, perché l'aspetto vincente e anche, come dire, il risultato del convegno sarà che i ragazzi saranno protagonisti, si confronteranno direttamente con le aziende e quindi avranno modo di interagire proprio in quella dimensione di esperienza. Questo credo che diversamente da quello che può essere un classico convegno, dove di solito, come stiamo facendo magari anche stasera, c'è un relatore, c'è qualcuno che parla, in realtà noi offriremo solo degli spunti, ma i protagonisti saranno proprio loro, quindi avranno modo proprio di relazionarsi con l'azienda, di misurare quello che hanno prodotto, che è stato un grande lavoro che hanno fatto, in una dimensione complessa, perché scuole diverse, esperienze e percorsi diverse, e quindi anche le aziende avranno modo, come dire, di esprimere direttamente a loro questo elemento fondamentale che è soprattutto il saper essere. Come è stato, tra l'altro, ci sarà poi il risultato del lavoro che ha fatto questa importante agenzia a livello nazionale che è SVG, e credo ci saranno anche delle belle sorprese da un punto di vista proprio della responsabilità e dell'importanza che le aziende mettono su questi aspetti. Le relazioni mi sembra che siano il punto iniziale di questo percorso anche in un mondo del lavoro, no? Le relazioni tra colleghi, le relazioni col datore di lavoro. In un contesto come quello che stiamo vivendo ci sono maggiori difficoltà ad entrare in relazioni, ci sono maggiori individualismi, oppure è soltanto c'è una responsabilità anche da un punto di vista dell'esempio. A volte si è quello che si vede fare, no? Anche per dei ragazzi, oggi stiamo appunto qua parlando con loro, anche se noi siamo adulti, però insomma vi ascoltiamo e siamo entrati in relazione in questo progetto. Ecco, c'è un'importanza anche da parte di chi è più adulto nel dare un esempio di entrare in relazione. Assolutamente, perciò che dico che per noi è stato importante metterci in gioco innanzitutto noi, perché è chiaro che non si può raccontare quello che non si è, e i ragazzi sanno benissimo se
quello che gli si sta proponendo parte da un elemento di realtà, è oggettivo ed è soprattutto un vissuto. Quindi credo che come mondo adulto abbiamo una grossa responsabilità di, come dire, fornire a loro tutta una serie di elementi oggettivi, veri, su cui possono costruire una loro identità. È chiaro che su questo tema, partendo proprio anche dalle organizzazioni stesse, le stesse organizzazioni si stanno interrogando al loro interno per capire come migliorare il clima aziendale. Io penso che da questo punto di vista più volte sentiamo dire come sia importante sviluppare delle politiche di welfare aziendale, di attenzione alla persona, quindi questo sta a significare di come le aziende, la società civile debba rimettere a fuoco la centralità della persona. Quindi davvero il ragazzo, il giovane, il lavoratore devono guardare al loro essere, che permette soprattutto di creare quella dimensione che gli servirà proprio per vivere la quotidianità. Quindi credo che l'esempio migliore che sicuramente possiamo dare noi, ma come possono dare le aziende, di questo senso di corresponsabilità e di responsabilità vera nell'attenzionare un clima all'interno delle organizzazioni che sia davvero vicino alla persona. Farei intervenire anche Don Paolo su questo, perché proprio recentemente è stato festeggiato San Giuseppe Lavoratore. In questa occasione anche il nostro Vescovo ha fatto questo richiamo alle persone presenti, il fatto della centralità della persona all'interno dell'ambiente lavorativo. Sì, anche perché il lavoro è uno strumento e non è il fine della persona, e serve appunto, come ho detto all'inizio, a promuovere la persona. Quindi tutto l'ambiente lavorativo e tutto lo stesso sistema economico deve avere al centro la persona. Infatti noi abbiamo scelto questo tema che appunto riguarda, diciamo, il capitale umano, proprio per mettere attenzione alla persona più che alle competenze tecniche, perché il capitale umano che uno si forma poi se lo porta in tutte le situazioni della propria vita. Ma soprattutto è anche un modo per dire stesso ai ragazzi, in una questione concreta che li riguarda, che la possono sentire più vicina a loro, il fatto che devono porre attenzione alla loro umanità, cioè che nella loro formazione di persone, di adulti, ci sia sia quella di rispondere ai bisogni che la società in cui uno si trova è chiamato. L'essere felici, possiamo dire, che poi si realizza con avere un lavoro, poter avere le possibilità economiche, ma questo ha alla base però un'umanità adulta. Sono anche queste, diciamo, qualità che puoi avere, o comunque questi beni che puoi avere, poi non è detto che li sai utilizzare e li potresti anche sperperare. Qui cito un po', come dire, di sottofondo una parabola del Vangelo, voglio dire, che a volte uno può avere un talento ma tenerlo sotterrato, cioè non ci guarda mai dentro, non lo traffica, non lo usa, e l'umanità c'è data, e quindi questo tema principalmente anche questo messaggio ai ragazzi di prenderlo in considerazione e alle aziende di essere responsabili di questa formazione dei ragazzi, perché la loro maturità umana è anche un bene economico, cioè poi ha dei riflessi anche nell'economia, anche se a volte non sembra così perché si vorrebbe subito il riflesso economico, ma alla lunga questo porta a benessere economico. Ecco, chiederei anche alla professoressa Loero il ruolo della scuola anche in questo progetto. È stato arricchente anche per voi fare questo percorso? Allora, il ruolo della scuola sicuramente è stato, siamo stati chiamati l'anno scorso a poter partecipare e collaborare, ed era un po' una sfida, lo è stata a tutto campo, lo è stata perché non avevamo mai fatto, anche come rete scolastica, un'esperienza di questo tipo. Non solo, ma il pregio è stato anche allargarci e quindi annoverare all'interno del gruppo anche gli enti di formazione professionale che di fatto, almeno a mia memoria, non avevano mai condiviso progetti con l'istruzione statale. Quindi questo è già è il valore aggiunto, quello di essere riusciti a trovare la disponibilità delle scuole e degli enti di formazione perché un gruppo che quest'anno è arrivato a circa 40 ragazzi potesse lavorare, e hanno lavorato per circa 2 mesi insieme a distanza, ma ci siamo anche incontrati ripetutamente. Io trovo che assolutamente la scuola dovrebbe essere investita in progettazione di questo tipo, in collaborazione alla pari col territorio,
perché la scuola sempre di più ha bisogno di confrontarsi con il territorio su quello che sono i loro bisogni, e questi ragazzi hanno bisogno di necessità di essere assolutamente vicini a quello che sono i bisogni dell'azienda, ma anche di formare loro stessi in termini di orientamento per poter scegliere e progettare se stessi. Quindi queste sono le vere occasioni in cui conoscono meglio se stessi e cominciano a valutare quali possono essere le scelte da farsi, e riescono anche a confrontarsi alla pari con altre realtà di gruppo pari. Allora, sentiamo, tu sei? Sono Martina, quinta del liceo classico del Pino. Tu che cosa vorresti fare uscita dal liceo? Allora, io vorrei intraprendere l'università, vorrei iscrivermi alla facoltà di giurisprudenza e comunque vorrei trovare un'occupazione successivamente in linea con quello che è stato che sarà il mio percorso scolastico e di formazione. In che mondo del lavoro ti vedi? In che inserimento lavorativo ti vedi? Beh, su questo ho ancora le idee piuttosto vaghe, però mi piacerebbe lavorare in gruppo, e questa esperienza mi ha dato l'opportunità comunque di sperimentare un lavoro di gruppo e comunque di collaborazione, ma anche in un'azienda o anche nel settore privato. Questo sarà da vedere. Pensi che oggi questa tua aspettativa possa essere realizzata qua in Italia, o come tanti giovani poi terminato il percorso di studio vanno a cercare lavoro all'estero? Io personalmente sono abbastanza ottimista sulle possibilità che potrò avere in Italia. Ritengo che comunque una formazione e un'attitudine propositiva e positiva possano comunque essere d'aiuto a trovare un'occupazione anche in Italia, nonostante quel che si dica e le difficoltà comunque reali che ci possono essere. Lo chiediamo anche ai nostri ospiti dall'altra parte. C'è un po' questa tendenza di crescere, diciamo così, ci sono famiglie che si fanno carico anche di spese significative per portare a compimento un ciclo di studio per i ragazzi. Ci sono scuole che cercano di formarli nel migliore dei modi, e poi quando il ragazzo è bello pronto e formato ce lo ritroviamo che magari va a lavorare all'estero. È un po' una tendenza degli ultimi anni, oppure è soltanto magari un fatto dettato dal momento, ecco così, dalla tendenza del momento, ma c'è un po' di delusione dietro questo aspetto? Allora, io credo che sia proprio il mondo degli adulti che ha creato negli anni e che ha mortificato le aspettative dei giovani. Quindi queste situazioni trovano proprio le radici in un mondo adulto che è diventato troppo precario e incapace di passare loro della speranza e della fiducia in se stessi, ma anche nelle istituzioni e anche nella possibilità di interagire con il territorio e nella capacità di saper cercare. E quindi è logico, questi giovani cercano la via di fuga perché davvero si sono spesso convinti che qui non ci sia alcuna possibilità. Io trovo che, e l'ho sperimentato negli anni come Presidente degli esami di Stato, lo dico sempre perché ho proprio visto l'evoluzione sul campo. Prima i ragazzi fino a 10 anni fa avevano delle scelte già ben definite al termine del ciclo dei loro studi, e soprattutto anche avevano già esperito delle scelte di tipo professionale successivo. Da 10 anni a questa parte è stata proprio direi una discesa esponenziale, nel senso che sempre meno certezza di scelta, quindi ho sentito parlare di anni sabbatici, di ancora tante possibilità da esaminare, e questo diciamo in sede di esame di Stato, quindi quando le scelte erano poi naturalmente immediatamente successive. E in questi ultimi anni, ahimè, anche l'idea e anche una decisione abbastanza ben radicata di scelte lontane.
bisogna recuperarle, perché è un paese, è vero, in difficoltà, soprattutto dal punto di vista imprenditoriale, però il lavoro bisogna saperlo cercare, ma soprattutto devono mettersi nell'ordine di grandezza che se lo devono addirittura inventare. E questa è la loro sfida, ed ecco perché la scuola deve dare loro veramente, con grande impegno, una formazione a 360 gradi perché davvero questa capacità di creatività venga fuori. Vedevo Andrea Bianchi che annuiva soprattutto sul fatto di dare speranza, ecco, di adulti che diano speranza a questi giovani per un futuro che possono, come diceva la professoressa Loera, anche inventarselo in un certo momento il lavoro. Sì, certamente è un'emorragia che dobbiamo fermare, anche perché in soldoni rappresenta una percentuale di PIL non indifferente. Il fatto di investire sui giovani, e i giovani italiani hanno tanto talento che poi sono richiamati dalle chimere che anche i media hanno il loro pezzettino di responsabilità di enfatizzare, eccetera. Io sono abbastanza ottimista perché credo che ci sia una sorta di rallentamento di questo fenomeno e mi aspetto prima o poi addirittura una svolta. D'altra parte c'è anche il fenomeno contrario, perché molti talenti dell'estero vengono in Italia a lavorare, quindi credo che prima o poi le due cose si possano equilibrare e quindi sono assolutamente ottimista. Certo, il tipo di messaggio che per esempio noi nel nostro piccolo oggi stiamo cercando di mandare è proprio quello di far crescere i ragazzi e i lavoratori, quindi quelli che non sono ancora nel mondo del lavoro e quelli che lo sono già, sotto degli aspetti che all'estero vengono considerati fondamentali e importantissimi. Condizione sine qua non oggi, per dirne una, lavorare in gruppo, detta all'inglese, è un must, è un dovere, cioè non esiste quasi più il lupo solitario che lavora per conto suo, per quanto geniale possa essere. Oggi sono squadre a tutti i livelli, dalla ricerca alle cose operative, eccetera, si lavora in gruppo ed è importantissimo la capacità che hanno le persone di stare insieme, addirittura si parla di intelligenza collettiva, cioè un gruppo è più intelligente di un altro, ma non perché la somma delle intelligenze dei membri di quel gruppo dà un valore più alto, perché il gruppo ha delle caratteristiche tali da risultare più intelligente, anche se formato da persone meno intelligenti. Sentirei anche Visconti su questo tema, su questo approccio, ecco così, dei ragazzi. Sì, come diceva prima il dottor Bianchi, credo che oggi sia una sfida che i ragazzi l'hanno già colta, che quello di entrare in questo sistema di relazioni sia, non dico solo indispensabile, ma inevitabile. Quindi se, come è stato detto, forse c'è una reale difficoltà nel trovare lavoro, è oggettivo, però lo stesso entusiasmo che hanno dimostrato i ragazzi ci dimostra come la possibilità di pensarsi non solo come lavoratori, ma perché no anche come imprenditori. Quello che diceva prima la professoressa Loero, cioè quella di diventare creativi, sta a significare che facendo un passo di maturità ulteriore si pensa a se stessi, ma si pensa anche agli altri. Questa è una grande sfida perché di solito noi abbiamo avuto una cultura in questi ultimi 20 anni legata più a un rapporto di lavoro dipendente, tranquillo, sicuro, tradizionale, con degli schemi ben precisi. Oggi dobbiamo recuperare quell'aspetto di sfida, forse perché ci sono delle difficoltà maggiori, ma forse perché ci sono queste difficoltà, anch'io sono fiducioso che sapremo raccogliere anche da questa sfida delle esperienze da parte dei ragazzi vincenti nel pensarsi
forse in modo diverso, e la loro capacità di investire su loro stessi e sugli altri sarà, secondo me, per il futuro sicuramente un punto di riferimento importante. E allora ascoltiamo gli ultimi due rimasti che non abbiamo ancora ascoltato. Come si diceva, abbiamo avuto modo di dire nel corso della trasmissione, all'interno di questo progetto, all'interno di questo convegno, verrà presentato un progetto dai ragazzi alle istituzioni per capire anche loro in che modo possano in qualche modo attuarlo. Adesso non possiamo svelare questo progetto, però possiamo dare qualche indizio per suscitare anche un po' di curiosità su che cosa siano poi le aspettative e le idee che voi ragazzi avete perché le istituzioni possano in qualche modo aiutarvi a realizzarle. Intanto ci presentiamo, tu sei? Io sono Andrea, di quinta del liceo scientifico Marconi del Pino di Chiavari. Allora, mi puoi dare qualche indicazione di massima su come avete lavorato, ma anche su questo progetto che poi verrà illustrato in maniera dettagliata nel convegno del 5 aprile? Beh, innanzitutto io punterei a chiedere un ruolo più importante per la scuola, anche una visione da parte delle istituzioni che focalizzi proprio la sua attenzione sulla scuola, perché proprio a partire dalla scuola si può costruire un futuro migliore e forse questo aspetto le istituzioni, per quanto mi riguarda, non l'hanno compreso a fondo. Voi le istituzioni le percepite vicine oppure un ente magari astratto, lontano o comunque che poco interagisce con la vostra vita? Ma di certo non le percepisco come qualcosa di astratto, bensì dal punto di vista scolastico le vedo un po' lontane. Penso che ci sia un generale disinteresse verso la scuola. Anche la scuola è un'istituzione, quindi dobbiamo anche dare un'identificazione all'istituzione. Intendo ad esempio regione e poi tutta l'organizzazione statale. Il fatto che però comunque si entri in questo dibattito, ci sia questa possibilità di scambio, sicuramente è un evento favorevole. Sì, certo, e spero proprio che anche la Regione, vedendo il nostro lavoro, riesca a percepire i nostri interessi e le nostre preoccupazioni. Invece tu sei? Io sono Riccardo. Di che classe? Della terza marketing del Nata De Ambrosi di Sestri Levante. Ecco, marketing, dacci qualche indicazione di più su questo corso di studio. In qualche modo è già un approccio abbastanza di promozione, no? Di apertura. Sì, abbiamo già un inizio di lezioni di diritto e questo ci ha facilitato molto il lavoro sui documenti riguardanti l'Unione Europea e tutti i suoi vari trattati e anche una maggiore possibilità di sfruttare le competenze prese a scuola insieme alle soft skill di cui abbiamo parlato prima per riuscire a valorizzare ulteriormente questi documenti per renderli fruibili a tutti quanti gli studenti e le persone che saranno invitate al convegno. Ecco, sono molto diplomatici, però non riusciamo a scucire niente, niente proprio, l'hai istruiti bene. Chi vi ha istruito? Andrea? Andrea ci ha istruiti bene, sì. Ecco. Però tu personalmente, ecco c'è anche Don Paolo, ma tu personalmente prima di iniziare questo percorso pensavi di avere l'opportunità di raffrontarti con un ente amministrativo e portare anche delle tue richieste? È stata una novità per te oppure in qualche modo c'era anche un desiderio di portare le istanze di un giovane? Sì, mi era stato detto dall'inizio che ci sarebbero state anche Regione e Confindustria e quindi sono stato molto contento di poter aderire a questo progetto per portare le mie idee, i miei pensieri a questo convegno. Don Paolo. Ma volevo aggiungere, proprio perché è stata questa domanda sul rapporto con le istituzioni da parte dei giovani, uno degli obiettivi per cui abbiamo pensato di presentare insieme ai ragazzi una proposta concreta era proprio questa, cercare di avvicinare anche i ragazzi con le istituzioni, in particolar modo con la politica, cioè che potessero sperimentare che loro dicono qualcosa e preparano qualcosa di concreto e vedere che possono incidere, cioè quindi il coinvolgimento anche domani come adulti in una cittadinanza attiva, se possiamo dire così, perché spesso si dice che i giovani sono disinteressati, sono come dire, alienati da tutto, cioè chiesa, istituzioni politiche, tutte queste cose sembra che non gli interessano. Allora abbiamo cercato di fare anche un lavoro educativo in questo senso qua, in modo che invece di fargli dei discorsi, che tutto quello che è emerso fino adesso è stato fatto facendoli fare qualcosa. Cioè, questo è il metodo principale del nostro lavoro di squadra, cioè gli facciamo imparare o arrivare dei messaggi facendo le cose,
Poi emerge la sintesi e si estrapolano i valori. Però principalmente invece di dire subito il valore, che può suonare un po' come una predica, noi gli facciamo fare le cose e dentro il loro esserci colgono poi il valore che abbiamo provato a fargli trasmettere. E questa sarà l'esperienza che vivranno quel giorno in cui davanti alle istituzioni prenderemo il nostro lavoro e lo metteremo lì sul tavolo e chiederemo di risponderci. Possiamo dire che li avete fatti lavorare in qualche modo, è stata una prima esperienza lavorativa. Questo è l'ufficio lavoro, non è mica l'ufficio disoccupati. Avete dato una concretezza. Ecco, ma professoressa Loera, anche a scuola comunque i ragazzi lavorano, forse però in questa interazione c'è più un approccio concreto a quello che poi potrà essere il futuro rispetto ad una semplice... È la modalità che è assolutamente diversa da quella che è la scuola di tutti i giorni e che rappresenta un'eccezione. Qui l'eccezione, come ho già detto, è duplice perché si sono confrontati con dei compagni che provengono da indirizzi di studio diversi, da altre scuole, quindi era sicuramente un parterre molto più variato e vario. Quindi questo è già stato, ripeto, un valore aggiunto, ma proprio questa esperienza di riuscire a entrare nel merito di documenti di cui forse sentono distrattamente parlare o forse li affrontano solo parzialmente in determinati percorsi di studi, in determinati indirizzi di studio, e invece condividerli e cercare di interpretarli ha rappresentato un'opportunità forte. Questa modalità deve diventare sempre di più occasione di far scuola, quindi non dico la quotidianità perché è impensabile. La scuola italiana non è ancora pronta a lezioni con classi aperte, con gruppi di lavoro che hanno spazi a disposizione dove poter interagire e poter fare scuola in modo diverso. Quindi mancano proprio le strutture, anche volendo con tutta la buona volontà. Però che la scuola si debba impegnare a creare occasioni sempre più fitte, dove il confronto è assolutamente primario e dove sono loro i protagonisti, questo è un impegno che la scuola si deve assumere e deve essere sempre di più la scuola del futuro. Certo, e dobbiamo anche dire che a volte è difficile anche tra adulti lavorare in squadra. Lei, presidente della Rete Merani, mettere insieme anche tante scuole, tante persone, non è sempre facile lavorare in gruppo. No, questo sicuramente facile non è, però intanto, ripeto, uno deve lavorare su se stesso e quindi formarsi quel famoso carattere negli anni con le esperienze e poi metterlo in campo. Direi che da questo punto di vista questo mi è riconosciuto come capacità di saper interagire a livelli diversi e quindi mi metto in gioco, nel senso che cerco di essere utile. Visto che un ruolo anche istituzionale lo ricopro, credo che sia davvero una parte del mio ruolo. Che cosa augura a questi ragazzi e agli studenti in generale, non solo a quelli del suo istituto naturalmente? Guardi, io credo di essere la dimostrazione di una persona che ha dedicato quasi 40 anni del suo lavoro alla scuola e quindi ai giovani con un piacere immenso, ma soprattutto uso una parola così frivola, divertendomi, e ho lavorato per tanti anni non stancandomi assolutamente, non sentendo il peso di quello che ho fatto e sto facendo proprio grazie a loro, perché vivere in mezzo ai giovani ti fa sentire giovani e devi essere giovane per riuscire a sintonizzarti con loro. Quindi io l'ho trovata un'opportunità della mia realizzazione di lavoratore assolutamente straordinaria. E soprattutto i giovani ogni anno sono diversi, ogni generazione ha la sua io peculiarità. Poi ne ho passati davvero tante di generazioni e quindi davvero ci sono stati dei cambiamenti forti proprio in termini di personalità, però devo dire che ciascuno di loro è portatore di una ricchezza straordinaria e ciascuno di noi come adulto, proprio lavorando con loro, deve imparare assolutamente a farla emergere e a valorizzarla al massimo. È un dovere, è un nostro dovere per chi sta a fianco con loro.
Sentirei anche Nicola Visconti. Ecco, nell'ambito degli enti di formazione professionale sicuramente l'approccio lavorativo è quasi immediato, è proprio una parte del percorso di formazione, però chiaramente ogni volta bisogna anche aggiornarlo con le nuove competenze, con nuovi modi anche di approcciarsi al lavoro. Ah beh sì, una sfida direi quotidiana da questo punto di vista. I ragazzi della formazione professionale iniziano già, come dicevo prima, dalla seconda, quindi hanno già un contatto diretto col mondo del lavoro, con le organizzazioni, con quello che significa entrare veramente in un sistema produttivo, che sia manifatturiero o di servizi. Questo certamente li aiuta tantissimo, li aiuta soprattutto a crescere proprio come persone, perché è un po' questo, no? Cioè il fatto di poter entrare subito in contatto, che non significa, chiaramente stiamo parlando di ragazzi di 15 anni, quindi come dire in una fase anche di crescita e di progetto educativo particolare, però hanno quella possibilità di incominciare ad incontrare intanto un mondo di adulti organizzato, no? Quindi con tutta una serie di regole. Non sempre comprensibili, e iniziano anche, come dire, a interrogarsi un po' su quello che è il loro essere, quindi la formazione professionale da questo punto di vista avvicina prima forse delle altre scuole proprio al contatto con la realtà. Bene, allora anche per Nicola Visconti un augurio ai giovani che incontra nelle aule della formazione professionale, ma insomma quelli anche incontrati in questo percorso. Ma io davvero, guardando loro nutro tanta fiducia, tanta speranza e guardo con davvero positività al futuro. Gli auguro innanzitutto di vivere la loro esperienza di vita, prima di tutto come uomini, come cittadini. E quindi questo credo che sia il primo punto, perché poi il lavoro, come diceva prima Don Paolo, è un pezzo della propria vita, poi c'è famiglia, anzi metterei prima famiglia, e quindi come dire, gli auguro di guardare alla loro vita futura in una vita singola ma di insieme. Prima di tutto nel nucleo familiare, quindi gli auguro a tutti veramente di mettere su famiglia, che è una cosa bellissima, e dall'altra chiaramente di vivere questa esperienza anche all'interno proprio del lavoro, quindi vorrei che pensassero a questo momento, ecco, come che ne hanno parlato tutti positivamente, mi sembra che tutti siano soddisfatti di questa esperienza, ecco, che sappiano anche poi nel tempo trasmetterla a quelli che saranno più giovani di loro, e quindi di raccontargli le cose buone che servono poi a far crescere la società in modo responsabile, in modo tale che non ci sia un distacco, che non sia solo un ricordo, ma che sia un vissuto davvero reale, e quindi gli auguro davvero di essere sempre, come sono stati in questo momento, entusiasti. Veramente devo dire che lo abbiamo vissuto anche noi con tanta partecipazione. Quindi non solo un compito da svolgere a scuola, ma sia stato proprio un tassello di quello che sarà poi il futuro. Assolutamente, assolutamente. Quindi Andrea Bianchi, secondo anno di questo progetto, che differenza hai riscontrato? Che cosa, insomma, in questo percorso c'è una crescita anche vostra personale? Dunque, la crescita intanto da parte dei ragazzi, io l'ho vista, dunque l'impegno direi che anche l'anno scorso è stato molto forte ed importante. Quest'anno hanno messo anche l'anima dentro, non soltanto la fatica di una ricerca e di un'esposizione, ma hanno un po' introiettato quello che stavano facendo, e quindi ci hanno messo così una parte importante che è il sentimento, la capacità di interpretazione e anche di critica, mentre prima l'anno scorso era così una fotografia però acritica. Il lavoro che abbiamo fatto, che hanno fatto grazie alla professoressa Roero, ma a tutte le insegnanti che hanno fatto da guida a quelli che sono i ragazzi, che oggi vediamo in piccolissima rappresentanza per diverse ragioni, ma hanno fatto un lavoro di introspezione dell'argomento e quindi automaticamente di critica, di accettazione, di valorizzazione di quello che hanno fatto, e questo è un bel passo avanti.
Mi hanno detto che però è stato molto esigente lui, nell'esposizione, nella parte proprio di comunicazione, è vero? Insomma, no, è bravo. No, Giustamente, no. Perché il modo di relazionarsi con il mondo esterno comunque è una caratteristica di Allora, questo fondamentale. relazionarsi come si dice, nel one-to-one, nel rapporto personale è una cosa. Mettersi su un palco e parlare a un pubblico fatto anche così da imprese, politica, eccetera, per dei ragazzi che non hanno questo allenamento, si allenano ad altre cose, ma devo dire che hanno in brevissimo tempo recepito quei consigli, quei consigli per gli acquisti, come si suol dire, quelle piccole cose, quelle piccole astuzie, attenzioni, e devo dire che io sono sicuro che faranno delle bellissime performance. E allora concluderei con Don Paolo, con il quale abbiamo iniziato. Sicuramente la pastorale del lavoro implica un mondo amplissimo, dalle fabbriche, dalle aziende del territorio, sino ad arrivare ai giovani. Partire dai giovani forse è da modo anche per crescere, educare ad un mondo del lavoro del futuro che potrà essere anche diverso da quello attuale, ma insomma in un'ottica sempre di crescita e di speranza. Ma perché il futuro, cioè i giovani sono il futuro. Voi l'avete detto prima, la questione è che i giovani vanno via. La questione che i giovani vanno via implica una serie di conseguenze a livello sociale. Quindi partire dai giovani vuol dire avviare un processo che tocchi poi tutto il sociale. E questo è l'augurio che mi faccio io a me come ufficio del lavoro, nel senso che questo è un processo che vogliamo avviare, non mettere semplicemente lì delle tematiche di discussione. Ripeto, il valore che è già emerso dal lavorare insieme, dal fare rete, dalle persone coinvolte, perché io ringrazio veramente il Signore, detto proprio in modo di fede, perché da solo non avrei fatto niente, e sono persone che mi sono state messe sulla strada, perché lo stesso Andrea e Rosanna, poverini, hanno sbagliato prete. Un giorno sono arrivati in sacrestia, c'era un altro prete e hanno detto: scusi, ho sentito che parlava del policoro, se vuole gli diamo una mano. Il prete ha detto: è lui che se ne occupa. E da lì sono rimasti incastrati, e è andato molto. Quindi voglio dire che questo, vuol dire, le cose poi vengono passo dopo passo, però questo è un processo, e davvero le questioni anche dell'impoverimento del territorio, perché i giovani se ne vanno, del problema della residenza, perché va bene il lavoro, ma se poi non ci sono le case, della custodia del territorio, perché se i giovani se ne vanno e sempre di più c'è una dinamica di sfruttamento a livello, come dire, di che tutto sia il profitto più alto e immediato col meno tempo, vedi l'affitto delle case, gli alberghi e tutto, questo produce poi un impoverimento anche del territorio, perché non c'è chi vi abita. Quindi quello che vorremmo fare è avviare un processo di collaborazione nella formazione dei ragazzi, dove scuola, imprese, istituzioni politiche facciano rete, facciano squadra, come la stiamo facendo noi, in modo che sempre di più le questioni poi una dietro l'altra si tirano dietro. E se posso fare io un augurio ai ragazzi invece è proprio su quello che stavo accennando prima, di puntare sempre in alto, perché io lo vedo nella mia esperienza, perché l'ufficio del lavoro, ora mi vede qua, ma proprio perché all'inizio, quando ho iniziato, ero appena uscito dal seminario, come voi uscireste domani da scuola, il vescovo mi ha detto: questo è l'ufficio del lavoro, tieni. Ho giurato davanti all'altare e finito lì. Poi mi sono guardato e ora non conoscevo nessuno, ma le cose avvengono. L'importante è non abbattersi, puntare in alto, e poi le cose, guarda, anche questo convegno ha dentro delle persone, cioè proprio di alto livello. Non abbiamo fatto un convegno semplicemente un po' così, perché abbiamo SVG, abbiamo uno studio legale importante di Milano, abbiamo anche una giornalista che ci accompagnerà nello svolgimento del convegno, che è Daniela Vergara, che è una giornalista sul piano nazionale. Quindi voglio dire, però le cose poi, puntare in alto non è peccato, anzi è un diritto e un dovere. Bene, grazie. Allora ringraziamo anche Don Paolo, ringraziamo tutti i nostri ospiti, tutti i ragazzi. Per quanto riguarda il convegno Giovani Lavoro, l'appuntamento è il 5 di aprile all'Auditorium San Francesco di Chiavari dalle 9:30. Invece per quanto riguarda l'appuntamento con Direttamente Su è alla settimana prossima. Arrivederci.